Oggi andremo a preparare le sfingi di San Giuseppe palermitane. In una terrina andiamo ad aggiungere la ricotta ben scolata e setacciata, lo zucchero e le gocce di cioccolato fondente. Andiamo a mescolare il tutto fino ad ottenere una crema liscia, che metteremo da parte fino al momento dell'utilizzo. Adesso in un pentolino aggiungiamo l'acqua, il sale e lo strutto e facciamo sfiorare il bollore. Dopodiché aggiungiamo tutta la farina e mescoliamo fino ad ottenere un panetto compatto, che andremo a trasferire all'interno di una planetaria, dove andremo ad aggiungere a poco le uova. Servendoci di 2 cucchiai andiamo a formare le nostre sfingi. Le friggiamo in olio abbondante. Inseriamo la crema di ricotta dentro una sacca a poche e andiamo a riempire le nostre sfingi. E adesso non ci resta che decorarle con un po' di frutta candita. E anche questo è pronto e servito!